Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della finanza. Quest'oggi parleremo di investimenti e di successioni ereditarie, due macro argomenti che meritano davvero un approfondimento significativo. Ne parleremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere nuovamente in studio Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Buongiorno. Allora, prima di addentrarci nei due temi importanti di oggi, investimenti e successioni ereditarie, abbiamo detto poco fa, insomma, fuori onda ci raccontava che è un periodo molto positivo per lei e per il suo gruppo di collaboratori. Come mai? Come sta andando? Sì, è vero, è un periodo favorevole, positivo, nel senso abbiamo centrato le strategie di investimento, quindi a parte che in realtà con le puntate precedenti, chi ha seguito le puntate insomma, dei mesi passati, alla prova dei suggerimenti azzeccati, soprattutto su titoli di Stato, il mercato cinese che insomma è stato acquistato nella fase bassa e oggi finalmente ha cominciato a performare, quindi chi ha dato fiducia alla struttura nei mesi precedenti oggi sta beneficiando di buoni rendimenti, insomma ottimi secondo me, con un grado di rischio, se paragonati al grado di rischio decisamente contenuto. Quindi sì, questo di solito innesca un meccanismo perché l'appetito via mangiando e i clienti quando vedono rendimenti insomma poi sono invogliati a continuare a lavorare con noi e quindi sì, è decisamente un meccanismo positivo, avendo fatto scelte azzeccate e adeguate. Devo anche dire che c'è un gruppo di collaboratori che insomma ha iniziato da relativamente poco, insomma ormai è poco meno di un anno che lavora con la mia struttura, che sono particolarmente bravi e stanno portando molti risultati, insomma sono molto bravi nella crescita. È stato molto impegnativo nella fase iniziale perché insomma strutturare un gruppo che entra a lavorare con me dal giorno alla notte ha richiesto molto impegno, però oggi ci siamo assestati e siamo in grado di continuare a portare avanti la crescita, quindi bene, positivo. Tant'è che in realtà oggi io continuo a essere nella fase di ricerca, di scouting, di collaboratori nuovi, quindi magari posso anche sfruttare l'occasione per proporre a chi volesse entrare nel mondo della finanza a collaborare con me, con la mia struttura, di contattarmi. I numeri immagino siano sullo schermo e quindi di fatto insomma oggi siamo di nuovo aperti a valutare altre persone. È un mondo quello della finanza che attrae ancora i giovani? Sì, attrae i giovani, attrae anche i meno giovani, attrae gli appassionati a dire la verità, perché è un mondo un po' particolare. Sono richieste più skill, più doti, nel senso bisogna avere, al di là che deve piacere, come tutti i lavori immagino, bisogna capirne un pochettino di finanza, quindi un po' di studi in materia economica, insomma, sarebbero apprezzabili. Bisogna avere doti organizzative, doti comunicative, perché per quanto poco nella fase iniziale, nel contatto col cliente, si assimila un pochettino alla vendita, anche se in realtà poi alla fine io non vendo niente perché seguo le famiglie nel tempo. Però nella parte iniziale non so come spiegarlo bene, cioè per quanto poco un cliente deve comprare, mi passi il termine, il consulente, quindi sì, ci vuole un po' di capacità anche di proporsi e poi l'organizzazione è importante, la formazione, insomma. Ecco, questo le volevo chiedere. È molto divertente come lavoro se ti piace. Si occupa anche della formazione di queste persone che poi si avvicinano al suo gruppo di lavoro? Certo. Sì, diciamo che c'è una base formativa che è quella che richiede l'albo dei consulenti finanziari, per i consulenti assicurativi c'è un'altra base formativa che è quella che richiede l'IVAS e poi c'è tutta la formazione che eroghiamo noi in sede perché poi c'è tutta la parte commerciale, tecnica, organizzativa, insomma bisogna capire un po' come funziona anche la mia struttura e quindi certo la formazione la diamo noi all'interno. Ecco, è molto impegnativo da questo punto di vista perché richiede molto tempo, ma poi dà risultati. Io nel mio piccolo ho visto che le aziende che investono in formazione hanno dei costi elevati ma hanno anche dei ritorni, quindi insomma, e poi sinceramente da imprenditore nel mio piccolo ritengo che dare valore aggiunto a dei collaboratori rende più forte la struttura, quindi siamo tutti più forti. Questa è una cosa molto importante. Certo. Io ci tengo particolarmente. Ecco. Spesso invece viene anche sottovalutato l'aspetto della formazione. Insomma, chi ha l'ascolto e volesse candidarsi e intraprendere un percorso. Invito tutti i miei collaboratori costantemente a studiare e continuare a tenersi aggiornati e addirittura a condividere le informazioni e gli aggiornamenti che loro stessi riescono a reperire autonomamente su
sulle piattaforme oggi, anche perché oggi l'informazione, diciamo, è diventata di facile accesso per chiunque. Internet, i telefoni permettono di essere formati H24, è un aspetto sui quali io sono particolarmente interessato. Non si smette mai di studiare. Ecco, dopo questa premessa partiamo come di consueto nei nostri approfondimenti dall'attualità. Siamo a maggio, che mese è per i mercati, che mese è per fare gli investimenti? C'è un detto in inglese, sell in May e stay away, cioè vendi a maggio e stai lontano, e mi fa sorridere questo proverbio, insomma, perché di fatto è una battuta basata sul fatto che le borse scontano, quindi prezzano già in maniera negativa il rallentamento delle attività economiche estivo, perché di fatto la borsa viaggia su anticipazione di notizia, sapendo che di solito c'è un po' di contrazione nella fase estiva, le borse tendono a scendere un po', ecco perché si dice vendi a maggio e stai lontano. Quante volte veramente negli ultimi 15 anni è stato vero questo proverbio? Ho fatto un po' di backtest e un po' di statistica, ho visto che 9 volte su 15 non è stato vero, quindi di fatto aver tenuto gli investimenti a maggio sarebbe stato profittevole. Molto probabilmente, secondo me, anche quest'anno sarà così. Ovviamente il futuro non lo sappiamo, ma diciamo che è più le volte in cui questo proverbio non è vero, forse lo era in epoche passate, oggi secondo me è molto di meno. Quindi non so, invito le famiglie a continuare a mantenere il sangue freddo e a mantenere le posizioni, dipende poi come sono costruiti i portafogli. Maggio è un mese un po' particolare, oggi siamo in attesa dei responsi della BCE, non tanto questo mese quanto a giugno, quindi in realtà io invito ad attendere ancora un po' di tempo, perché ai primi di giugno la riunione BCE potrebbe dare finalmente la notizia del taglio dei tassi che un po' tutto il mercato sta attendendo, e questo sarebbe uno di quei cambiamenti generativi, cioè che genera altri cambiamenti a mercato. Insomma, non so se oggi vogliamo fare un approfondimento, ma è uno dei temi che vorrei indietro, toccare. però cosa ci dicono? Abbiamo sempre parlato anche di questo e analizzato questo dato. Cosa ci dicono oggi gli ultimi dati sull'inflazione? È migliorata? Allora, l'inflazione in questo momento è al 2,4%, quindi scesa molto bene. Questo è 2,4%, è il dato, la media europea. In Italia siamo addirittura al di sotto di questo dato. Ci sono gli indicatori che fanno presupporre che a giugno saremo intorno al 2%, difficile stimare se saremo perfettamente al 2%, ma insomma quello dovrebbe essere il punto di caduta, e la BCE ha detto chiaramente che arrivati a quel punto dovrebbe iniziare a tagliare i tassi. Quindi l'inflazione sta rallentando. Ed è un dato confortante. Ed è un dato confortante, significa che le famiglie cominciano a spendere di meno, si è stabilizzato il problema inflattivo e questo permette alla BCE di rallentare con la politica economica, quindi abbassare il costo del denaro. E che cosa significa questo? Perché è generativo? Perché se il denaro costa di meno, le famiglie possono cominciare ad indebitarsi. Oggi fare un mutuo, già da un po' in realtà i mutui hanno cominciato ad abbassarsi sulla previsione di queste discese, ma il punto è che se il denaro mi costa parecchio, la rata di mutuo, un mutuo da 200.000 euro, prima una rata costava, adesso faccio esempi, conti tondi, 1.000 euro, con i tassi ai massimi magari costava 1.300, 1.400. Alle famiglie pesa in tasca, quindi piuttosto che comprare casa magari aspetto, e questo è esattamente il meccanismo che poi moltiplicato su una pluralità di soggetti genera rallentamento. L'azienda tende ad acquistare il macchinario, ad acquistare la nuova struttura, e quindi c'è un rallentamento, e la BCE ha usato questo freno proprio per calmare l'economia. Oggi, arrivati al punto di inflazione contenuta dove voleva BCE, probabilmente comincerà ad allentare questa stretta, e questo darà immediato impulso alla finanza, perché comincerà a apprezzare immediatamente gli utili futuri e le aziende che cominceranno a beneficiare di questi tassi ridotti, quindi di nuovo l'accesso al credito, perché si rimetterà in moto l'economia, sarà più facile comprare casa, più facile comprare i macchinari, cioè rinnesca il meccanismo, e questo poi porterà beneficio alle borse, tant'è che alla notizia di taglio dei tassi normalmente le borse reagiscono positivamente con un bel salto in avanti.
Ecco, abbiamo parlato molto di taglio dei tassi da parte della BCE perché è una grande e tanto attesa svolta di politica monetaria. Abbiamo capito insomma che il taglio ci sarà, ma abbiamo capito anche che sarà importante capire quanto sarà il taglio e questo in che modo impatterà? Questa è la parte veramente importante, perché poi se la Banca Centrale Europea decidesse di tagliare di uno 0,25%, quindi 25 basis point, un quarto di punto percentuale, i tassi, si capisce che è poco e questo non impatterà così tanto le borse. Se decidesse invece di fare un piano di tagli, faccio un esempio, lo 0,25 a giugno, lo 0,50 a luglio, lo 0,75 ad agosto. Quindi più tagli? Più tagli e magari anche più consistenti, questo invece avrebbe un impatto enorme sull'economia, perché vorrebbe dire un bel impulso al mercato. Questo porterebbe sulle borse e farebbe riapprezzare molto il corso dei titoli a lunga scadenza, quindi i BTP comprati nel periodo in cui erano molto bassi come quotazioni, con scadenze lunghe, avrebbero un apprezzamento notevole e quindi saliranno forte. Quindi dipende, è per questo che dico che è un evento generativo, perché quell'evento genera molti altri cambiamenti. Non è solo questo l'unico evento al mercato importante, però certamente è uno di quelli che ha un peso specifico notevole. Ecco, ci aiuta a capire ancora meglio, perché in questi giorni nei giornali si legge che Lagarde taglierà 25 punti base a giugno. Che cosa significa? Beh, punti base sono, allora, un punto percentuale, l'1% sono 100 punti base, 100 BPS, basis point, quindi 0,25% significa 25 punti base. I tassi vengono misurati così perché di fatto hanno questo metodo di misura fondamentalmente in finanza. Tagliare di uno 0,25% vuol dire ritoccare un po' i tassi, questo è un po' il concetto. Quindi poco rispetto a quello che potrebbe essere? È un primo passo, probabilmente faranno un test, taglieranno dello 0,25 per valutare l'impatto dei mercati, perché la paura è che riprenda l'inflazione. Tagliare i tassi e dare un impulso all'economia potrebbe portare a meccanismi positivi, un po' troppo positivi, e ritornare ad avere di nuovo il problema dell'inflazione che sale alle stelle. Quindi il BCE deve dosare con grano salis il taglio dei tassi per dare respiro all'economia senza innescare il meccanismo inflattivo di nuovo. Lei ci ha detto che le borse anticipano un po' quelle che sono le notizie e si muovono di conseguenza. Perché accade e in che modo accade? Certo, perché faccio l'esempio dei tassi, che è un buon esempio secondo me. Sapere che il denaro a indebitarmi oggi mi costa il 5%, faccio un esempio, o il 2%, beh, è chiaro che con il 2% sarò più invogliato ad avere accesso al credito e sarà più facile per me indebitarmi perché è meno costoso, pagherò meno interessi, la rata sarà più bassa, sarà più facile per me avere accesso al credito. Quindi probabilmente le aziende faranno maggiori investimenti, quindi molto probabilmente queste aziende genereranno fatturati e utili maggiori. Questo è esattamente quello che si riflette poi sui mercati e i mercati che viaggiano su anticipazione di notizia sanno che se avviene questo avverranno una serie di cambiamenti che porteranno maggior valore alle aziende. La borsa riflette il valore delle aziende e quindi sale immediatamente, quindi prezza già quello che sarà il risultato futuro. Okay. Non sappiamo quanto sarà il taglio effettivo che sarà fatto a giugno, ma che prospettive potrebbero esserci per il mercato azionario e poi vorrei capire anche il mercato obbligazionario come potrebbe evolvere. Bella domanda, questo dipende molto da come verrà applicata la scelta di tagliare i tassi. Faccio fatica a rispondere a questa domanda con precisione perché è una previsione semplicissima e credo che il mercato azionario reagirà bene e positivamente. Il mercato obbligazionario di fronte a un taglio dello 0,25 secondo me non avrà grandi scossoni, quindi sarà da capire un pochettino qual è la direzione, ma non tanto il quanto la BCE decide di tagliare, ma il modo attraverso il quale decide di ridurre i tassi. Questo farà enorme differenza sul mercato, quindi ex ante, in anticipo, è difficile fare previsioni di questo tipo. Staremo a vedere. Scopriremo a giugno. Ecco, abbiamo parlato spesso anche del mercato cinese. Nel frattempo come sta andando? Facciamo un piccolo check anche su questo. Il mercato cinese è in piena ripresa, sta tornando a valori decisamente più elevati, è sceso parecchio, è sceso forte.
Diciamo che aver investito, e qui la logica del piano di accumulo ha pagato molto bene, sta pagando e pagherà molto bene, perché il piano di accumulo è quando entro in maniera graduale a mercato, quindi non tutto in un'unica soluzione, ma divido l'ingresso di liquidità in più parti. Il piano di accumulo sul mercato cinese, che ho suggerito, insomma, nei casi in cui le persone avessero gradito un po' più di rischio e avessero avuto un po' più di lungo termine, oggi sta dando già nel breve termine buoni risultati, e questo, insomma, è molto positivo secondo me, anche perché poi continuerà, perché è un trend. La Cina è impensabile che domani sia un mercato più piccolo rispetto ad oggi, ha una proiezione di crescita molto forte. Chiaro, magari nel breve termine può essere che ci sia un po' di volatilità, il che vuol dire che il mercato si muove in positivo e in negativo. Sempre con il piano di accumulo si riesce ad affrontare in maniera corretta. È stata una scelta che ha azzeccata, ecco, insomma. Anche in questo caso è un mercato da, insomma, monitorare e capire, insomma, come evolverà. Sì. In realtà, come sempre, ci vuole l'esperto che ti affianca per fare questo tipo di scelte, perché fondamentalmente la base informativa è vasta, ampia e in costante cambiamento, quindi bisogna avere qualcuno sul pezzo costantemente. Io capisco la difficoltà delle famiglie, perché faccio questo lavoro da 16 anni ed è impegnativo per me, che mastico finanza tutto il giorno. Per chi non mastica tutti i giorni questo tipo di materia, fa già fatica a capire i concetti, figuriamoci a matcharli, a unire i puntini. Occorre un esperto, quindi sì. E poi abbiamo detto molte volte che il fai da te, insomma, non è sempre la cosa migliore da scegliere, no? La strategia basata sulla fortuna per me è sconsigliabile. Senta, altro passo indietro. Nella puntata precedente abbiamo parlato di investimenti nel campo di vino pregiato, c'era lei ospite insieme a Daniel Carnio, uno dei più esperti, insomma dei massimi esperti in vini da collezione. Questo argomento perché lei ci ha spiegato innumerevoli volte quanto sia importante diversificare il portafoglio. Questo perché, vorrei ribadirlo, si tratta solo di non concentrare il rischio in un unico investimento, in un unico strumento? Allora, diciamo che va bene diversificare, ma chi diversifica troppo significa che non sa che cosa fare. Io sono dell'avviso che diversificare vada bene, però sempre con ragionevole buonsenso in determinati ambiti. Comprare tutto il mercato è quello che fanno i gestori che non hanno in testa quale direzionalità prendere. Allora, nell'ultimo periodo abbiamo suggerito mercato americano, mercato cinese, i BTP, in base anche al grado di rischio che si voleva affrontare, qualche ETF, ho disincentivato altri mercati, insomma oggi sto ricominciando a suggerire i mercati emergenti. Diciamo che insomma ha portato risultati, perché va bene diversificare ma in determinati ambiti, quindi in realtà la diversificazione era in questo tipo di mercati. Magari, faccio un esempio, da qui a un anno, a 2 anni non sarà più così conveniente tenere questi mercati, l'oro, i metalli preziosi, piuttosto che gli investimenti nel mercato green potranno essere più profittevoli, sto facendo esempi, o l'obbligazionario, piuttosto, potrebbero cambiare gli scenari. In questo caso è sempre opportuno diversificare piuttosto che entrare in un unico settore, però sempre insomma con ragionevole buonsenso. Lei spesso ci ha parlato anche di quanto sia importante nell'investimento l'orizzonte temporale, quindi un investimento a breve, medio e lungo termine. Che valore ha? Questa è la parte fondamentale secondo me, perché chi compra, faccio un esempio, sento tante volte parlare le famiglie mi dicono ma io voglio poco rischio, io voglio investimenti di liquidabili in breve termine, e poi comprano l'azionario. L'azionario notoriamente ha tempi di digestione un po' più lunghi, quindi bisogna puntare al medio e lungo termine, possibilmente lungo termine. Si sa che bisogna avere una tolleranza al rischio maggiore rispetto a chi magari vuole comprare investimenti più sicuri, cioè, ha una logica diversa. La differenza enorme la fa il tempo. A un ragazzo di 30 anni che deve comprare casa tra un anno o 2 e la sta già cercando, io non suggerirei il mercato azionario, suggerirei piuttosto un titolo di Stato, un obbligazionario, da valutare qual è la soluzione migliore, dipende. A persone anziane difficilmente suggerirei l'azionario. Magari quando ho, faccio un esempio, 50 anni, i figli già grandi e i mutui estinti, beh, in quel caso magari forse arrivare alla pensione, quindi ai 65 anni con un capitale un po' più consistente, in quella fase forse l'azionario potrebbe essere più adeguato.
sempre esempi teorici perché poi bisogna parlare con la persona, vedere il caso familiare, vedere un pochettino qual è tutta la parte del portafoglio, non è solo il denaro che conta ma è anche tutta la struttura familiare che a volte è più importante del denaro stesso. Io credo insomma, che per una persona i temi centrali siano due sostanzialmente: trovare un investimento che sia poco rischioso e quindi sicuro, ma che sia anche redditizio. È un po' questo quello che le chiedono, cioè quali precauzioni avere, oltre a quella di affidarsi ad un consulente, perché insomma abbiamo capito che il fai da te, affidarsi alla fortuna, non è la strategia migliore. Sì, come sempre parlo con famiglie che di finanza sanno poco perché in Italia c'è poca cultura, le scuole non insegnano ad avere a che fare con la finanza, le tasse, questo tipo di materie economico-finanziarie. Avere un esperto che li affianca è il primo investimento da fare, anche perché in realtà il consulente si autosostiene dal punto di vista economico. Uno dei punti principali, e secondo me viene ancora prima del denaro, è la famiglia, perché in Italia insomma sono 3 gli ambiti altamente normati: salute, famiglia e denaro. La salute il consulente ci può fare poco, la famiglia bisogna comprenderla e sostenerla, ma il denaro serve per dare sostegno alla famiglia. Bisogna capire molto bene qual è l'assetto familiare delle persone per poi costruire un portafogli che sia adeguato e rispettoso in questo senso. Faccio un esempio per far capire cosa sto dicendo. Sapere chi sono gli eredi incide molto nella costruzione di un portafoglio. Sapere se il cliente che ho davanti è sposato, è separato, ha figli, non ha figli è importante, altrimenti si scade nel vendere prodotti e il consulente non deve vendere niente, deve suggerire al cliente qualcosa che sia utile per lui nella sua situazione e questo è fondamentale. Quindi se io le dessi un'informazione e le dicessi ho 10.000 euro da investire, dove e come consiglierebbe di farlo e quanto potrei guadagnare? Potremmo fare una simulazione o sono troppe poche informazioni per decidere come strutturare un portafoglio? Non è sufficiente questo tipo di informazione, sapere la cifra 10.000, che cos'è? È tutto quello che c'è? È una parte di un capitale più grande e quindi magari si può ragionare su rischi diversi, magari c'è 1 milione dall'altra parte, non so, faccio esempi. Ci sono figli, non ci sono figli, ci sono debiti, non ci sono debiti, qual è l'orizzonte temporale? Breve, medio, lungo termine? È gradita la cedola, cioè quindi gli interessi devono essere pagati in conto o va bene se sono ad accumulazione? C'è necessità di cedola, quindi di integrare il proprio reddito con gli interessi derivanti dalla gestione capitale o meno? Cioè, non c'è solo la risposta ho 10.000 euro, compra questo titolo. Il venditore di prodotti fa questo. Io prima di capire quale cura dare devo visitare il paziente. Mi passi in termine. Altro tema da introdurre. Quindi la vera risposta era non lo so con queste informazioni. So benissimo cosa posso fare, però prima di dare la risposta devo fare un'analisi completa e corretta della situazione personale, familiare, economico-finanziaria. Si parte sempre da questo? Si parte assolutamente sempre da questo. È come il medico, come può un medico dare una cura a un paziente se non l'ha visitato? È come andare dal medico e dire ho mal di schiena. Ho mal di schiena perché appoggio male il piede o perché ho la masticazione o perché ho subito un urto. Qual è il problema? Posso avere mal di schiena per 18.000 motivi diversi. Lo stesso per il patrimonio. Posso avere quei 10.000 euro perché li ho ricevuti da un'eredità, perché ho vinto il Supernalotto, perché ho un reddito molto elevato. Sono trattamenti diversi. Posso dover comprare una casa domani, posso avere già molti risparmi da parte e questi voglio scommetterli sui mercati rischiosi. Sono tutte soluzioni diverse. Alla fine il prodotto finanziario da inserire in portafoglio sarà diverso in tutti i casi. Quindi qual è la risposta giusta? Io non la so in anticipo, devo vedere, devo capire qual è la situazione, insomma. Certo, chiaro. Quindi la fase di dialogo iniziale è fondamentale, è la parte proprio, è lì che si genera la consulenza. Okay. Io le conosco nel profondo le famiglie con le quali lavoro ed è anche la parte che mi piace di più del lavoro, insomma, che poi di fatto nel tempo tendo a diventare di famiglia con queste persone ed è la parte bella, voglio dire. Sono persone che sono poi disposte comunque a mettersi a nudo, anche a raccontare quelli che possono essere gli assetti familiari e quant'altro. Ma sì, siamo persone umane, voglio dire, non ci sono solo i soldi, anzi a dire la verità forse poi alla
fine servono nella vita, ma quello che conta è anche altro, lo dice un consulente finanziario, quindi fa un po' sorridere questa cosa, però il mio lavoro è quello di aiutarli in quella sfera. Questo è quello che facciamo. Certo che non posso dare consigli mirati soltanto alle performance, perché uno pensa, il consulente finanziario mi deve far diventare ricco. Magari evitare di perderli quei soldi, magari evitare di disperderli in eredi con i quali non ho buon rapporto, magari evitare di generare liti tra gli eredi, magari evitare di sperperarli in investimenti sbagliati, cioè ci sono tante casistiche, non c'è solo la performance. Quindi in definitiva possiamo dire che non esiste uno strumento finanziario redditizio al 100% che vada bene per chiunque, insomma. No, è come per i farmaci, non c'è la pastiglia che cura tutti i mali. No, non c'è, neanche in finanza, bisogna capire qual è il caso giusto. Ecco perché serve il consulente finanziario. L'esempio è chiaro. Altro tema da introdurre, lei ce ne ha parlato spesso, bot e BTP. Quali sono differenze, quali scegliere, quali sono i rischi e i vantaggi di questi strumenti? Allora, bot e BTP sono la stessa identica cosa. Qual è la vera differenza tra un bot e un BTP? È la durata. Il bot è un investimento, è un prestito che io faccio allo Stato, quindi presto del denaro al governo, che alla fine dell'anno, entro 12 mesi, mi restituirà maggiorato di un interesse. Questo è un bot. Il BTP è la stessa identica cosa, solo con una durata pluriennale, quindi la P è la BTP, bot pluriennale. Quindi dura più di un anno, il che significa che quel denaro che ho prestato allo Stato mi verrà restituito alla fine e con cadenza semestrale, annuale, insomma quello che prevede il BTP, mi corrisponderà soltanto l'interesse, quindi mi darà delle cedole di interesse e alla fine mi corrisponderà il capitale più l'interesse. Questo è il BTP. Qual è la convenienza? Dipende, come sempre, bisogna fare l'analisi, bisogna capire cosa è più adatto nelle famiglie, l'orizzonte temporale, hanno cedole diverse, durate diverse, prezzi di acquisto diversi, bisogna capire e analizzare un pochettino il titolo e se è adatto a quella famiglia. Il rischio è alto o basso? Beh, voglio dire, c'è sempre un rischio, sì. Il rischio in questo caso è il rischio emittente. Chi emette il bot e il BTP? Lo Stato italiano, quindi il rischio è che l'Italia fallisca, vada in default, tecnicamente così viene detto. Diciamo che il rischio è molto contenuto, sono investimenti definiti sicuri perché la probabilità che l'Italia fallisca è contenuta, ad oggi siamo uno Stato che funziona, con tutti i limiti che può avere. Chiaro. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, subito dopo apriremo il grande capitolo delle successioni ereditarie. Pochi minuti di pausa, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, torniamo a parlare di investimenti e di successioni ereditarie, tutto quello che c'è da sapere insieme al nostro esperto Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Ripartiamo quindi dalle successioni ereditarie, ne parliamo spesso, insomma, nei nostri approfondimenti, è un tema insomma, di cui non si vorrebbe mai parlare, forse un po' per ma che prima o poi tocca a tutti. Ma che prima o poi tocca, ma è vero che si litiga così tanto tra parenti, insomma, quando si entra in questi argomenti comunque delicati, e perché accade? È vero, qualsiasi famiglia con cui abbia avuto a che fare ha avuto casi di liti più o meno accese per quel che riguarda l'aspetto successorio, sfocia in tema economico, ma non è quasi mai un tema economico, perché spesso e volentieri le liti nascono da relazioni, cariche relazionali, perché quella volta tu hai detto, tu hai fatto... Questioni di principio. Questioni di principio, la maggior parte delle volte, perché ci sono legami affettivi ai beni, per esempio... È capitato di recente che un immobile che cadeva a pezzi di fatto in totale abbandono, ma c'era un legame affettivo forte da parte di questa persona relativamente a quell'immobile perché ci è cresciuto, perché la sua storia, la famiglia, eccetera, ha voluto tenere un immobile che avrebbe in realtà dovuto lasciare in eredità, si è innescata una lite insomma, importante con gli altri eredi per un valore ridicolo economicamente, ma non era il denaro il cuore della situazione, era l'aspetto relazionale, la parte familiare. Quindi quando suggerisco ai clienti sull'aspetto successorio, per me è un aspetto fondamentale perché risolve una marea di problemi che emergeranno anche nelle famiglie dove si va d'accordo, spesso e volentieri basta avere una sovrapposizione di interessi, vogliamo entrambi la stessa cosa,
lì lo scontro è inevitabile. Allora, raramente si risolve a tarallucci e vino con una stretta di mano, perché chi molla l'osso, chi decide di perdere, tra virgolette, a favore dell'altro parente o altro erede, chi decide, chi prende i soldi, chi prende la casa o viceversa, cioè, questo è un problema importante. Decidere a monte queste cose e lasciare tutto quello che c'è da lasciare già definito è importante, perché permette di non far interagire gli eredi tra loro e quindi lasciare una situazione serena. Potranno essere scontenti verso chi ha lasciato l'eredità, ma non tra loro. E questo è veramente importante. Ora, io lo so che faccio il consulente patrimoniale, dovrei parlare solo di soldi, rendimenti, eccetera, ma la famiglia è importante. Le famiglie si distruggono da questo punto di vista, sia emotivamente sia economicamente, si fanno la guerra e questo pesa poi economicamente in maniera importante sui loro portafogli. Tante volte con scelte che costano poco e niente si risolvono problemi che sarebbero durati 10, 15 anni, 20 anni e portano le famiglie a non mangiare più il panettone assieme a Natale. Uso sempre questo esempio perché poi rende l'idea. Alla fine siamo italiani e per quanto poco poi a Natale ci teniamo a stare tutti assieme, no? Quindi questo è un aspetto importante. Faccio molta attenzione ad organizzare i passaggi generazionali in modo tale da risolvere anticipatamente tutti i potenziali conflitti e dare una linea di successione giusta. Giusta secondo chi? Giusta secondo il proprietario dei beni. Allora, una delle domande che mi fanno spesso, ma cosa va in eredità? Cioè l'asse ereditario qual è? L'asse ereditario è dato da tutto quello che fa capo al decuius, cioè la persona che viene a mancare, relictum meno debitum più donatum. C'è proprio la formuletta per fare questo. Capito cosa va in eredità, cosa va a chi, in che modo, come lo distribuisco, come faccio a non pestare i piedi a nessuno. Questo è un tema dove bisogna discuterne. Una volta capito cosa si vuole fare, come farlo, io sono perfettamente in grado di sostenere e affiancare le famiglie in questo tipo di scelte. E non è banale. Tante volte definire quello che si vuole non è così facile. Probabilmente chi mi sta guardando a casa e magari lo pensa sulla propria situazione, magari ha difficoltà a definire. Faccio l'esempio classico: ho un figlio che vive nella casa a fianco e mi dà supporto, sono un anziano e ho il figlio che mi supporta, l'altro figlio magari si è trasferito all'estero e lo vedo un paio di volte all'anno. È giusto lasciare tutto diviso tutti in egual misura? Sto lasciando una linea di giustizia verso gli eredi. Magari si troveranno comproprietari di un immobile pari quota 50-50. Questo è una potenziale lite con ottima probabilità in arrivo. Perché? Perché diranno vabbè 50-50, non è proprio giusto, liquidiamo, tieni tu l'immobile, no lo tengo io, no compralo, a che cifra te lo compro? Questo è con ottima probabilità l'innesco di una lite che durerà anni. Probabilmente solo se si è molto fortunati e i fratelli vanno molto d'accordo e magari hanno facoltà economiche elevate, quindi non ci sono problemi, solo in quel caso probabilmente si risolverà, salvo che non siano state liti pregresse, che in quel momento spuntano comunque, quindi è una polveriera pronta ad esplodere. Ed è qui si un può po' risolvere in anticipo. Che il ruolo del consulente patrimoniale si trasforma, anche si evolve, diventa non più soltanto consulente patrimoniale nel vero e proprio accezione della professione, ma diventa un po' anche un consigliere, un mediatore. Ma certo, poi bisogna essere persone corrette, voglio dire, uno deve dare, uno non può dare quello che non ha, quindi devi essere una persona corretta, devi capire come funziona, devi avere volere un po' bene a queste famiglie e cercare di aiutarli a risolvere davvero i problemi. Poi questo sfocia in come impostare il patrimonio, come gestire le cose, e questo è prendere delle decisioni. Su queste decisioni prese poi c'è l'attività continuativa che è gestire questi portafogli. Io faccio questo lavoro, suggerisco alle famiglie e poi gestisco i portafogli nel tempo per cercare di massimizzare. Allora l'1% in più di rendimento è così fondamentale. Dopo aver deciso questo, sì certo va bene l'1% in più, ma intanto abbiamo risolto tutte le liti a monte. E questo è già molto molto importante, indipendentemente dal rendimento. Certo, nell'attività poi continuativa di gestione dei portafogli, ovviamente puntiamo a massimizzare il risultato, e questo è altrettanto importante.
ok? Ma va in questo ordine. Non posso pensare di vendere prodotti finanziari e magari sto lasciando una marea di problemi in capo al cliente perché non ho considerato la sua sfera familiare, le sue relazioni, gli eredi, o semplicemente non ho tutelato, negli esempi di solito l'uomo viene sempre a mancare per primo per statistica, ma non ho tutelato la moglie e per esempio l'immobile di proprietà va in eredità alla moglie e ai figli e ci sono situazioni conflittuali. Cioè, bisogna dare tutela a chi resterà e questa è una parte importante. Ecco, ci spiega meglio insomma, chi sono gli eredi e come vengono poi, come viene strutturato insomma, il percorso? Gli eredi non li decido io, gli eredi li decide lo Stato, nel senso che c'è una linea, ci sono delle tabelle proprio che identificano chi sono gli eredi e quale percentuale di patrimonio, a quale percentuale di patrimonio di asse ereditario hanno diritto. Diciamo che cambia la quota di proprietà in base alla composizione del nucleo familiare. Se sono sposato, non sono sposato, se ho un figlio, più figli, dipende molto dalla situazione. E poi c'è un altro aspetto che è la quota disponibile. Significa che fatto 100 il mio patrimonio, una fetta del mio patrimonio posso destinarla a chi mi pare. Questo serve esattamente per andare a compensare eventuali differenze. Lo Stato già lo prevede. Faccio un esempio, l'esempio di prima, un figlio che vive a fianco e che mi aiuta, l'altro figlio che vive all'estero e che vedo poco durante l'anno. È giusto lasciare tutto a tutti? Come posso fare giustizia? Magari agevolando più un figlio che si è sobbarcato più costi nell'aiutarmi e quindi posso lasciargli una quota di eredità un po' più ampia. Posso lasciarmi una parte in più. Quanto? È da capire in base alla composizione dell'aspetto familiare, ma posso usare quella fetta di patrimonio libera, quota disponibile, per aggiustare tutte queste eventuali differenze. Non si può scendere sotto una certa quota perché altrimenti diventa impugnabile l'eredità. E questa è la parte in cui bisogna essere particolarmente attenti. Ci vuole un professionista per non incappare in questo tipo di errori, perché altrimenti cercando di fare una cosa buona sto facendo un autogol e ho lasciato ancora più problemi agli eredi. Quindi il fai da te in questo caso lo sconsiglio particolarmente. Lei poi ci insegna che attenzione quando c'è una situazione di separazione e non di divorzio? Sì, mi è capitato più volte di incrociare coppie o famiglie dove i coniugi sono separati e non divorziati. Giusto per essere molto chiari, quando si è sposati ovviamente il coniuge è erede, quando si è separati si è ancora sposati e il coniuge è ancora erede. Solo il divorzio mette fine al matrimonio e quindi il coniuge non è più erede. Tante volte capita, ma ci siamo separati, passano 10 anni, 15 anni, 20 anni, non abbiamo mai divorziato, magari si sono anche rifatti una vita con eventuali compagni, compagne e quant'altro, magari anche con figli, viene a mancare uno dei due e si scopre che a quel momento non è la famiglia attuale quella erede, ma è anche l'ex moglie o l'ex marito, che è ancora moglie o marito, perché fin tanto che non c'è un divorzio si è ancora sposati in regime di separazione. Dettaglio non propriamente da poco. Molti non ci pensano ed è una di quelle cose che va fortemente considerata. Se un consulente non sa questo tipo di informazioni, voglio dire, gli manca un pezzo proprio per fare un ragionamento e poter dare un suggerimento al cliente. Come fa un professionista a definirsi professionista e non sapere che cosa sta facendo con la persona che ha davanti? È mio preciso obbligo informarmi su questo tipo di situazioni per quel che mi riguarda, morale oltre che lavorativo. Altro dato, oltre ai beni, anche eventuali investimenti, no? Quelli di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, rientrano nell'asse ereditario e vanno poi in successione? Come viene gestito? Ci sono diverse specifiche qua, è un punto particolare, adesso tocco alcuni esempi, faccio un esempio, i titoli di Stato non entrano nel calcolo dell'asse ereditario, quindi non pagano tasse di successione. Le polizze vanno direttamente all'erede, sempre entro i limiti per non incappare nell'avere impugnazioni sui testamenti o per non aver leso le quote di legittima, nel senso ho lasciato troppo a qualcuno e troppo poco a qualcun altro. Se sto dentro questi limiti, la polizza va direttamente alla persona, non viene conteggiata nell'asse ereditario e quindi di fatto non paga tasse di successione. Ci sono delle esenzioni, delle limitazioni, delle specifiche, quindi sono diverse, va considerato un po' tutto.
e capito cosa è meglio per quella famiglia. Adesso ci sono anche delle novità, perché la Cassazione di recente ha introdotto alcune novità, soprattutto per le donazioni ai figli, per avergli donato dei soldi per comprare la casa. Ci sono dei limiti di cifra che permettono di non pagare nulla nel donare ai figli. Ci sono delle novità. Di recente, proprio questa settimana, sono uscite queste sentenze della Cassazione che quindi, voglio dire, danno una direzione abbastanza marcata a queste situazioni. Ecco, capitolo... È anche una materia che evolve, voglio dire, non è una cosa ferma, perché di fatto il mercato evolve, le famiglie evolvono, la legge cerca di adeguarsi a questo. Capitolo donazioni, invece. Qual è la Cosa domanda? possiamo raccontare su questo? Quando appunto una persona lascia liberamente donando un bene ad un'altra persona, che può essere un familiare oppure no? Le donazioni sono un capitolo particolare, molto delicato, è un punto su cui io faccio molta attenzione, perché le donazioni, nel momento, se io donassi qualcosa a mio figlio, nel momento in cui vengo a mancare, quella donazione torna a far parte del patrimonio per il calcolo dell'asse ereditario, e questo serve come montante di calcolo, come base di calcolo per le tasse di successione. Ci sono alcuni ragionamenti un po' particolari che non sono propriamente intuitivi e che adesso evito di spiegare perché altrimenti diventa un po' complicata, ma le donazioni vanno fatte sempre con il vaglio di un esperto a fianco. Per esempio, al di là del consulente patrimoniale, anche un notaio può essere una figura adeguata, secondo me, per fare valutazioni, ma il notaio darà informazioni riguardo all'aspetto della donazione. Secondo me un consulente patrimoniale può essere una figura adeguata in questo senso, anche con l'ausilio insieme ad un notaio, perché magari non è solo la donazione, è anche l'aspetto poi economico-finanziario che bisogna valutare. Quindi ci sono diverse specifiche. È un tema molto delicato quello delle donazioni. In Italia è, diciamo, usato con facilità, anche se a volte fa fare autogol alle famiglie. Chiaro. Quando è utile parlare di successioni? Quando è il momento corretto per preoccuparsene, insomma? Per quel che mi riguarda, dal momento in cui si è figli in poi. Finché si è giovani e si è ragazzi, voglio dire, è un ragionamento che certamente può essere utile, ma insomma, gli eredi, si comincia a ragionare con gli eredi dal momento in cui i figli sono piccoli a quando i figli saranno grandi e noi saremo anziani. Il punto è che di fatto quando avrò degli eredi, ok, anche se in realtà gli eredi ce li abbiamo tutti in qualsiasi momento, secondo me da lì, da quando uno comincia ad avere figli, una famiglia comincia ad avere figli, è importante cominciare a ragionare in questo senso e dire ok, cosa succede al mio patrimonio, a chi va, in che parte e come, se dovessi venire a mancare oggi. Quindi sperando che questo non succeda mai, ma non ci è dato sapere quanto saremo qui. Ultima manciata di minuti a nostra disposizione, vorrei chiuderla con un paio di domande che ci sono arrivate da casa, che tra l'altro sono anche molto centrate sugli argomenti di oggi e ci chiedono proprio praticamente come funziona per esempio la successione di un conto corrente, quindi sempre di successione parliamo, ma come si svolge? Allora, di fatto un conto viene, se è cointestato per esempio, e uno dei due intestatari viene a mancare, 50% di quel conto è di un intestatario, 50% è dell'altro. Quindi quando viene a mancare metà di quel conto verrà congelato per andare in successione, perché bisognerà dividere tra gli eredi le somme, mentre l'altra metà sarà utilizzabile. Nel caso di conto con un monointestato, quindi intestato solo ad una persona, se dovesse venire a mancare, quel conto viene congelato in attesa di venire spartito tra gli eredi. Quindi prima bisognerà chiudere la successione con tutti i documenti, presentarli alla banca e la banca chiuderà quel conto liquidando agli eredi tutte le varie somme spettanti come da documento che indica la successione. Diciamo che è un aspetto da valutare, spesso e volentieri, soprattutto in casi di persone anziane, a volte vale la pena aprire due conti singoli per non andare a congelare beni e non mettere in difficoltà le famiglie. Questo è un altro di quei punti dove bisogna mettere un po' di attenzione e capire cosa fare e come farlo, insomma. Quindi la domanda è adeguata, bisogna fare un'analisi un po' più completa per rispondere in maniera precisa, ma sicuramente come interessante. Sempre. Io invito tutte le famiglie ad alzare il telefono e a chiamarmi per fare una valutazione sulla propria situazione patrimoniale, che vuol dire capire qual è lo stato attuale,
cosa succederà in futuro e come impostare il patrimonio. Poi, se vorranno procedere e dare fiducia a me, alla mia struttura, siamo ben lieti di servirli, differentemente ci saremo conosciuti e li ringrazio. Ma è davvero importante divulgare questo messaggio e che le persone lo capiscano. Altra domanda, ci chiedono di spiegare brevemente come funziona la nuda proprietà e l'usufrutto di un portafoglio titoli. Ecco, ci aiuta a fare chiarezza? La nuda proprietà e l'usufrutto sono le parti che compongono la piena proprietà. Io sono pieno proprietario di un bene quando lo uso ed è mio. Posso scindere le due cose. Esempio, posso dare la proprietà di un immobile, di una casa a qualcuno, quindi nuda proprietà, cioè proprietà nuda dall'uso. L'uso continua ad essere mio, io posso continuare ad utilizzare quel bene, però di fatto nel momento in cui verrò a mancare, viene a mancare l'usufrutto, si spegne l'usufrutto, si riunisce alla proprietà e quindi quello che è nudo proprietario diventa pieno proprietario. Questo è uno dei metodi che si usa per dare prosecuzione al patrimonio, lo si può fare anche per altre cose, non soltanto per gli immobili, lo si può fare anche con le quote societarie, posso dare la nuda proprietà di quote societarie mantenendone l'usufrutto, posso farlo insomma con più aspetti. Bisogna capire, ci sono dei limiti entro i quali stare, ha delle specifiche particolari anche questo, ma è uno degli aspetti che insomma utilizzo molto anche con le famiglie, spesso suggerisco di adottare la donazione di nuda proprietà, di tenere usufrutto, vendere questi beni reali. E questo è importante, no? Perché effettivamente anche nel suo ruolo può suggerire la soluzione migliore e la strategia migliore. Fa sempre parte dello stesso ragionamento, cioè cercare di fare il bene di quella famiglia, risolvere anticipatamente dei problemi che potrebbero insorgere e dare una giusta gestione del patrimonio sia in vita che post mortem. Chi sono un po' i suoi clienti medi? Le famiglie sono i miei clienti medi, so che questa è la domanda che spesso nasconde, ma quanto hanno i clienti medi? Non ho un vero numero, se fossi un commercialone direi numeri e numeri, in realtà ci sono famiglie abbienti, tendenzialmente il mio cliente è quello con i soldi, col patrimonio, insomma, che ha qualcosa. Ma non solo. Ma non solo, faccio un esempio, se un cliente con 1 milione da parte degli immobili o un'azienda ha il figlio di 20 anni con 10.000 euro da parte che ha iniziato ieri a lavorare, che fai? Non lo segui perché non hai sufficiente patrimonio? È ovvio che seguiremo anche lui, quindi tendenzialmente io non ho un limite nell'acquisizione dei clienti dal piccolo al grande. È ovvio che chi può beneficiare maggiormente di un consulente, chi ha un patrimonio da gestire, questa è la vera risposta. Quindi sì. Questo non c'è un vero numero, dai, insomma. Ultimi 20 secondi, le lascio dire quello che desidera esprimere. Vorrei parlare con tutte le famiglie che mi ascoltano per fare un'analisi dei loro bisogni, soprattutto in ambito successorio e finanziario. Io ne sto vedendo e colloquiando tantissimi e mi rendo conto della grande disinformazione che c'è riguardo questo tema. E l'impatto che posso avere sulle famiglie e le facce sollevate quando risolvono questi problemi. Tanti me lo dicono, mi fa adesso dormo sereno e questa per me è una piccola soddisfazione, nel senso che è una delle cose che mi gratifica di più. Economicamente magari non abbiamo risolto ancora nulla, ma vedo la serenità nelle coppie, nelle famiglie, insomma è un aspetto importante e prima o poi tocca a tutti. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, grazie di essere stato con noi, di averci spiegato con chiarezza questi temi. A voi per averci seguito da casa, grazie ad Alessandro Granzera e Tommaso Migot in regia. Vi do l'appuntamento dunque alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.